Buonasera a tutti ragazzi, due scosse di terremoto hanno colpito l'Italia. Stamattina a Montelupo Fiorentino, quindi ad Empoli ragazzi. Lo afferma, diciamo, l'INGV, quindi si rendono conto che punto 1 alle 10:47 e dopo giusto un'ora ragazzi alle 11:47 sempre di 2.1. La profondità ragazzi solo 11 km, quindi diciamo che è stato molto sentito nella provincia di Empoli, diciamo. In effetti però, a differenza dei tanti terremoti ragazzi, è stata la durata. In effetti il primo è durato 20 secondi, il secondo 21 secondi, che in realtà ragazzi sono molto 20 secondi e 21 secondi. Di solito un terremoto dura 3, 4, 5 secondi, 6 secondi, ma voglio esagerare una decina di secondi normalmente. Qui si è raggiunto addirittura 20 e 21 secondi, quindi davvero, perciò ho scritto due lunghe scosse in effetti, perché la durata della scossa è breve, diciamo 5 secondi, 3 secondi, 4 secondi. Questo invece è vero che la magnitudo è bassa, 2.1, però la profondità comunque è poca, 11 km, quindi diciamo che per 20 secondi la gente ha tenuto paura. In effetti non è durato, sa, quei 5 secondi che non hai il tempo di pensare, ti metti paura e finisce là. 20 secondi comunque sono un po' in più rispetto a quando succede il terremoto, 5-6 secondi è terminato, finisce lì, quindi in effetti è durato molto. Quindi fortunatamente ragazzi non ci sono, perlomeno non si registrano danni a persone o cose, quindi è stato, diciamo, un terremoto come solito, ha fatto mettere solo tanta paura nel territorio di Montelupo Fiorentino, che in effetti è una provincia di Empoli, quindi è stato sentito in tutte queste, diciamo, comuni di questo luogo, però non ci sono danni né persone né cose. Quindi la prima ragazzi alle 10:47 e la seconda alle 11:47 di stamattina 29 agosto 2019, di magnitudo 2.1 tutte e due, a solo 11 km di profondità, e la prima è durata 20 secondi e l'altra 21 secondi. Quindi questa è la storia breve ragazzi, quindi facciamo un riassuntino subito subito. Quindi ragazzi, saprò altre notizie, ma non credo, perché dopo queste due scosse non c'è stato più nulla, quindi non credo che si ripeterà, anche perché qui in effetti già c'è stato un terremoto il 25 di agosto con epicentro a Bottinaccio di Monte Spertoli, quindi già in questa zona più o meno già c'era stato un terremoto di 2.9, però il 25 di agosto, quindi stiamo a 29, 4 giorni fa in effetti, quindi diciamo speriamo che si calma pure qua sta situazione e finiamo con questi terremoti. Ciao a tutti ragazzi e buona serata, e oppure buonanotte a chi già sta dormendo, a chi andrà a dormire, e se non ci sentiamo dopo ragazzi ci sentiamo domani. Ciao a tutti.